Un saluto a tutti voi e ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Una scossa d'avvertimento prima, forte ma breve, poi alle 21 del 6 maggio del 76, quella catastrofica, una spallata di magnitudo 6,4 durata un interminabile minuto. I friulani definirono e ancora lo ricordano con il nome di Orcolati il terremoto che 46 anni fa distrusse un'ampia parte del Friuli Collinare, portando morte e dolore, colpendo in particolare delle province di Udine e Pordenone. Quel sisma, con i circa 1000 morti, gli oltre 3000 feriti, le decine di migliaia di persone rimaste senza casa, segnò un passaggio, una demarcazione tra il Friuli per come era stato fin lì e per come sarebbe stato dopo. I friulani si rimboccarono le maniche, giorno dopo giorno ricostruirono una intera regione, il cosiddetto modello Friuli, dov'era e com'era, anzi meglio in alcuni casi. Oggi sui social il messaggio del presidente della regione Fedriga, 6 maggio 76, una data scolpita nel cuore per ricordare le vittime, celebrare il coraggio della ricostruzione e la grande umanità che tutto tenne assieme. Ora come allora, scrive ancora Fedriga sui suoi profili social, il Friuli Venezia Giulia non dimentica. E poi su Facebook le parole di Roberto Revelant, sindaco di Gemona. 6 maggio 76 ha scritto: quel giorno la forza del terremoto distrusse i nostri paesi, in quelli successivi la forza dei friulani servì a ricostruirli e a rinascere. Un pensiero alle vittime e ai familiari che mai saranno dimenticati. A Gemona le vittime del terremoto di 46 anni fa furono 400, la cittadina fu completamente distrutta dal sisma del 6 maggio e dalle successive scosse del settembre 76, per poi essere completamente ricostruita nel giro di un decennio. Saremo sempre grati a chi ci ha aiutati, ha aggiunto Revelant. Aumentano sempre più le adesioni all'OPA di Sparcasse su Civibank. A vendere le proprie azioni anche l'ex presidente della Banca di Cividale, Graziano Tilati, che vede l'operazione come un'opportunità e critica i ricorsi giudiziari dell'attuale CDA, sostenendo che non è questo il modo per difendere i soci che si sono espressi in maniera massiccia. Parliamo dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank con Graziano Tilati, che è stato presidente della Banca di Cividale, un'OPA che ha avuto ampio successo, le percentuali che ha ottenuto Sparcasse oggi sono molto elevate, insomma c'è da farsi qualche domanda, qualche interrogativo da parte dell'attuale gestione di Civibank, insomma anche per quanto riguarda i soci, i clienti, i dipendenti, oggi qual è la sua visione? Beh, io oggi parlo col cuore, perché è troppo grande la considerazione che io assieme ad altri abbiamo avuto di questa banca. Parlo nell'interesse oggi dei soci, dei dipendenti, del territorio, delle imprese di questa regione e delle famiglie, che sono moltissime famiglie che quando hanno potuto stipulare il mutuo per la prima casa hanno anche acquistato delle azioni. Credo che ormai a questo punto questa OPA debba diventare un'opportunità. Non è che con le azioni giudiziarie si difende i valori di cui abbiamo parlato prima. Appunto, per quanto riguarda invece la tutela del territorio, il territorio è mancato nel momento dell'aumento di capitale, si sarebbe dovuto fare qualcosa di più lì o no? No, io credo che sia mancato il rapporto fra l'attuale governance e il territorio, perché il territorio avrebbe risposto, e io parlo che assieme a tanti abbiamo fatto l'aumento di capitale, ma credo che l'adesione massiccia a questa OPA non fa che esplicitare questo concetto, cioè la governance non era sentita dai suoi soci. Ecco, parlava di opportunità, che opportunità si apre adesso per il territorio, per chi vive qui, le nostre aziende che avevano bisogno di credito, le famiglie? Beh, io credo che la banca di Cividale, che dopo 135 anni aveva certamente bisogno di stringere delle alleanze. Le alleanze avrebbero dovuto essere strette prima. La Sparcasse era una banca di territorio e quindi era anche un soggetto, è
era ed è un soggetto con cui si poteva e si può e si dovrà fare un ragionamento di territorio, perché le due banche, sia pure una di provenienza dal mondo delle banche popolari, l'altra dal mondo delle casse di risparmio, hanno degli interessi comuni: il territorio e le aziende insediate sul territorio, le famiglie insediate sul territorio, per cui questa oggi dobbiamo saperla trasformare in un'opportunità e credo che non rimangano molte altre strade. Un invito il mio è quello, per quanto possa contare il mio parere o il parere dei soci che come me, è quello di trovare delle sinergie, delle collaborazioni, perché non è, ripeto, con le cause non si può continuare a spendere soldi in inutili litigi, quando se qualche cosa andava fatta bisognava farla prima. E certo la mancanza di adesione dei soci agli inviti del Consiglio di amministrazione non può essere imputata a Sparcas, anzi Sparcas ha saputo trasmettere un messaggio di serenità e di tranquillità per cui i soci hanno aderito. E lei ha aderito all'OPA? Certo, abbiamo aderito a livello personale e anche a livello delle nostre aziende, l'abbiamo fatto anche con un certo dispiacere, perché capiamo che si chiude un capitolo, ma abbiamo trattenuto una piccola partecipazione, pronti, se Sparcas vorrà, anche a sottoscrivere ulteriori quote di capitale, e che allora, proprio per trasformare, per dire che per difendere questo istituto e per dimostrare il nostro senso di responsabilità, pronti anche a investire parte del ricavato in azioni Sparcas, qualora la governance di Sparcas lo ritenesse una cosa utile. Si è riunito questa mattina a Udine il Consiglio regionale della Coldiretti della Regione. Nell'occasione è stato firmato dal Presidente Giovanni Benedetti un protocollo d'intesa con il Presidente di Federcaccia, Paolo Viezzi, un protocollo che contiene iniziative comuni a partire da un albo dei cacciatori disponibile all'attività di controllo fauna per contrastare l'invasione dei cinghiali nei terreni agricoli. Le raggiunti per noi Alexis Sabot. È stato siglato un patto tra Coldiretti Friuli Venezia Giulia e Federcaccia Friuli Venezia Giulia per contenere i danni da fauna selvatica. Ne parliamo assieme, Presidenti Benedetti e Viezzi, proprio per capire quello che è il dettaglio del protocollo. Partiamo da lei, perché lei ha voluto evidenziare anche nell'incontro quanto sia importante questo esempio per il Friuli Venezia Giulia, proprio per evitare i danni. Innanzitutto ringrazio il Presidente di Federcaccia che ha accettato di fare con noi questo protocollo. Penso che sia una cosa veramente interessante, che possa essere anche replicata su altri territori. Sappiamo quanto sia importante contenere la fauna selvatica, non solo per i danni che provoca le culture in senso generale, ma ci sono anche, come diceva il Presidente, incidenti stradali, altre questioni che ovviamente incidono sulla vita sociale della popolazione. Quindi cercare di formare le persone, informare, coordinare tutta una serie di operazioni che contengano la fauna, penso che sia una cosa veramente seria ed importante. Ed esempio, come diceva, proprio per anche creare delle sinergie, rete e aiutare anche a evitare questi danni da fauna selvatica. Parliamo del protocollo? Sì. Ha dei contenuti che sono molto articolati. Diciamo che il filo ispiratore è stato quello di cercare una soluzione per il contenimento dei danni che soffre l'agricoltura da molto tempo e non riesce a risolvere, quantomeno nel rapporto con le sedi istituzionali. Però il suo contenuto è, credo, un unicum a livello nazionale, perché trae la sua motivazione da un'identità culturale sostanzialmente fra Coldiretti e Federcaccia e al legame con alcuni aspetti che sono quelli legati alla terra, legati alle tradizioni, alla tradizione contadina, all'interno della quale si inserisce il mondo venatorio, che non esercita più un'attività ludica come qualcuno gli attribuisce, ma è diventato un fattore di regolazione ecologica, e per questo quegli elementi di identità culturale, quella reciproca necessità sotto profilo, diciamo, della gestione del territorio e dell'ecosistema, ha reso questo documento
estremamente importante. L'impegno assunto reciprocamente è quello di implementare la didattica, di cui si farà carico la federazione per quelli che sono gli associati della Coldiretti, in modo da consentire loro, qualora fossero interessati, a far parte operativamente di coloro che possono fare il controllo fauna sul proprio territorio. Questo renderebbe molto più agevole il contenimento di quei danni tante volte lamentati, ma ha anche, diciamo, un impegno a un controllo del territorio e ad una mappatura di quelle che sono le problematiche e a una, diciamo, una collaborazione reciproca, un sostegno reciproco anche davanti alle istituzioni per cercare di ottenere quelle risposte che sono indispensabili a quella cultura che rappresentiamo, a quella cultura comune che rappresentiamo. Quindi è un contenuto molto più articolato e ampio di quello che forse colpisce di più, che è il contenimento dei danni da fauna selvatica. Era per noi una piccola pausa, torniamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Un'opera raffigurante la tragedia dell'Orcolat, ideato dalla pittrice udinese Ivana Burello, è stata esposta a Palazzo Daronco questa mattina in occasione dell'anniversario del terremoto in Friuli del 76. Il quadro è in vendita e il ricavato sarà devoluto ai bambini ucraini scappati dalla guerra e che sono ospitati a Udine. Loris Michelini, vice sindaco assieme a Ivana Burello, per presentare questa opera, ma soprattutto il significato proprio oggi, il 6 maggio. Sì, oggi è il 6 maggio, credo che oltre a essere un anniversario purtroppo tragico ma importante da ricordare per i friulani, il 46esimo in pratica, è oggetto anche di parecchi complimenti da parte di tutto il mondo per l'opera di ricostruzione, però dobbiamo ricordare i nostri morti, i nostri feriti, tutto quello che è successo in quel periodo che è stato tragico per la nostra regione. Nello stesso tempo ha permesso anche una certa risalita e quindi una ricostruzione fatta di tutto, quello che poi è la parte più importante della nostra regione e del nostro Friuli. Qui oggi abbiamo, grazie all'artista Ivana Burello, in pratica una rappresentazione, io lo dico affascinante, di quello che è stato il momento diciamo, che è scaturito la fuoriuscita di questa energia che ha portato il terremoto, raffigurato che poi dirà lei ovviamente, però è quello che si è sentito in quella volta e che viene riprodotto in questa grande opera che raggruppa i sentimenti e le cose reali che sono avvenute anche dal punto di vista grafico in quel periodo, in quell'ora, in quei minuti, in quei secondi. Bisogna ringraziare l'artista perché assieme all'associazione 50+, daranno, questo quadro verrà venduto, ovviamente il ricavato verrà dedicato ai poveri ucraini, ai ragazzi ucraini, ai soldati ucraini, a quelli che sono venuti qui e che sono ospiti del comune e che hanno bisogno sicuramente di una mano, hanno bisogno di un aiuto e quindi questo porta sicuramente un altro segno di solidarietà che è capace di fare l'artista, riconosciuta da tutti come una grande artista, anche insegnante tra l'altro, e quindi va apprezzata anche per quello che rappresenta per Udine, per il nostro Friuli. Quindi un grazie sentito da parte dell'amministrazione comunale all'artista e all'associazione che si occupa di gestire questa esposizione che credo, anche se non è in un palazzo espositivo, però è nel palazzo del Daronco, che è il palazzo storico per antonomasia del comune di Udine, è il palazzo più importante che abbiamo e quindi questo credo che sia anche per l'artista un motivo di vanto ma anche di orgoglio. Ecco, grazie. Andrei dall'artista proprio per farci raccontare come è sviluppata questa opera, come nasce. Questa è un'interpretazione artistica di quello che è successo il 6 maggio, è rappresentata con segni, con colori che descrivono in maniera abbastanza eclatante il dolore, il sangue, quindi la morte e anche la passione e la forza con cui il popolo friulano ha reagito a questa calamità.
Ci sono degli interventi, questo comunque è un quadro astratto, e degli scorci che ricordano il Friuli. Qui ci sono le canne della laguna friulana, c'è una parte di descrizione grafica del Friuli, ci sono dei segni che raccontano e il bianco rappresenta la purezza del nostro territorio, la purezza dell'animo friulano. E quindi è stata un'interpretazione che ho voluto dare e volutamente descrittiva per quanto riguarda l'aspetto grafico, perché il sismografo degli Stati Uniti ha segnato questo, quindi il Friuli in quel momento è entrato nel cuore di tutto il mondo. Io sono un'artista friulana, sono friulana di nascita, di Udine precisamente, e di conseguenza sono molto legata a questo popolo, mi sento di far parte, anche se nei sentimenti soprattutto. E non ho vissuto personalmente ma anche la tragedia del Vajont perché ero appena nata e amo il mio Friuli, sono molto onorata che quest'opera sia qui a Palazzo Daronco, in mezzo tra l'altro al grandissimo Daronco, e in questa sede, come diceva il vice sindaco, di prestigio. Questo è il cuore di Udine, è da qui che nasce tutto e quindi ringrazio molto l'amministrazione per questa opportunità e speriamo che questa cosa porti del bene. E ora parliamo di 3 progetti interdisciplinari dell'Università di Udine finanziati da Fondazione Friuli, i cui risultati sono stati presentati ieri a Palazzo di Toppo Wasserman. Il rapporto tra invecchiamento attivo e fragilità negli anziani, l'azione protettiva della salute svolta dalla Mela e i suoi sottoprodotti, gli sviluppi e le applicazioni industriali della robotica collaborativa sono i 3 progetti di ricerca interdisciplinare dell'Università di Udine finanziati dalla Fondazione Friuli, presentati dopo un anno di lavoro dai ricercatori dell'Ateneo di Udine. È importante soprattutto, o direi non solo per le tematiche, perché naturalmente sono tematiche estremamente attuali e che guardano anche abbastanza al futuro, perché se si considera da una parte l'invecchiamento attivo, cioè cosa si può fare per prevenirlo e per rendere più facile, diciamo, la vita a soggetti che potrebbero essere fragili. Da una parte il cibo e l'alimentazione, che ormai sappiamo essere parte fondamentale della salute, dall'altra ancora l'interazione fra l'uomo e la macchina, in particolare la macchina cosiddetta pensante, l'intelligenza artificiale, sappiamo che ormai pervade tutta la vita di tutti noi, quindi questi sono temi assolutamente fondamentali. Altra cosa per noi è importante, che sono temi che non possono essere affrontati con una singola disciplina, ma necessitano di avere il conforto, il coinvolgimento di più discipline. Ecco che allora è una occasione importante anche per la nostra università per mettere, diciamo, a sistema, come si direbbe, competenze e conoscenze diverse che permettono di affrontare questi temi diciamo, con una osservazione a 360 gradi. Il primo anno di questa ricerca in cui si sono, diciamo, consolidati questi gruppi di ricerca. Io credo che sentiremo siamo qua anche per ascoltarli, e sicuramente quello che sarà emerso in un anno, non tanto dei risultati eclatanti quanto piuttosto delle linee da percorrere. È evidente che poi tutti questi partono già da situazioni, diciamo, sperimentali consolidate. Per quanto riguarda per esempio l'invecchiamento attivo, sono tutti i nostri 8 dipartimenti, si fa dal giuridico, finanziario, pensiamo solo alle assicurazioni, fino alla prevenzione di determinate malattie. Quindi da questo punto di vista i risultati già ci sono e sono abbastanza interessanti, però ripeto, la ricerca guarda sempre avanti. Questa società è sempre più complessa, sempre più interconnessa e non si può più, bisogna uscire dalla logica delle discipline chiuse in se stesse. Con questi progetti invece interdisciplinari in qualche modo si alza lo sguardo e si cerca di affrontare un fenomeno attraverso tutte le sue sfaccettature, e in questo l'università si è dimostrata molto elastica, molto efficace. L'interconnessione, diciamo che anche il Covid ci ha portato a utilizzare ancora di più queste metodologie. Sì, beh certo, poi le metodologie così tecnologiche e scientifiche hanno avuto un exploit con il Covid, ma al di là di questo di tecnologia, è proprio un aspetto di complessità che va
affrontata in maniera nuova. Non si possono più usare le tematiche, diciamo, usate fino ad oggi. Il mondo è in continuo divenire e anche le attività di studio di questo mondo devono adeguarsi. La Fondazione Friuli è presente e appoggia questo tipo di iniziativa? Questa iniziativa fa parte delle linee di intervento collaborativo, si chiamano progetto condiviso proprio perché anno per anno ci interfacciamo e decidiamo appunto assieme cosa è più importante per il territorio. E ora andiamo da Daniele Paroni per parlare del quadrangolare benefico in programma domani allo Stadio Friuli, Insieme per la solidarietà. Grazie della linea, siamo nella sede dell'FDS di Udine. Il presidente Roberto Flora ci può anticipare qualcosa di quello che succederà esattamente fra una settimana, ossia il 7 di maggio allo Stadio Friuli, un quadrangolare da non perdere. Sì, un quadrangolare speciale, io direi, proprio perché è appunto un quadrangolare che devolve la solidarietà. È un quadrangolare importante dove ci sono 4 squadre, la squadra degli attori nazionale, la squadra dei prefetti, la squadra delle vecchie glorie dello sport, del Friuli soprattutto, e anche la squadra dei donatori di sangue. Senta, chi è che ha fatto la selezione dei vostri calciatori? Ma noi abbiamo dato in mano a degli esperti, dei professionisti che sono anche loro volontari e hanno creato una squadra. Ancora io la squadra non la conosco e per me sarà una sorpresa, sono molto contento perché sono tutte persone motivate, mi dicono che sono veramente tutti donatori, quindi è importantissimo il cuore che ci metteranno anche nel giocare e nell'esprimere questo momento di solidarietà importante. Ecco, mi sembra di capire che il buon Flora fa pretattica, quindi non sapremo fino a quando vedremo in campo i calciatori chi sarà l'11 e l'allenatore chi è? Anche quello è da venire allo stadio per scoprirlo, perché è un bravo allenatore, è un professionista, quindi è una persona che ci tiene moltissimo a allenare questi giocatori. Sanno benissimo che per noi è un momento importante, è un evento che per noi donatori non è solo donare il sangue, ma anche trasmettere i valori di essere donatore. Questo vuol dire essere presenti in questa serata importante. E mi permetta di ringraziare anche l'organizzazione, l'assessore Falcone del Comune di Udine e il prefetto Marchesello per averci invitati a partecipare a questa bellissima pomeriggio di solidarietà. Ci sarà la nazionale prefettizia, l'avete sentito, nella squadra degli attori ci saranno molti volti noti delle fiction. Presidente, a chi andranno i proventi? I proventi vanno a 3 organizzazioni, una organizzazione è l'Andos, poi dopo c'è un'associazione per la Croce Rossa Italiana, è un'associazione che provvede per dei disabili. Ecco, quindi l'appuntamento è allo Stadio Friuli, 7 di maggio. Come si acquistano i biglietti? I biglietti si acquistano presso le prevendite e si trova anche sul sito dell'Udinese Calcio o sul nostro sito portaledono.it, il link dove ci sono tutte le prevendite, quelle normali dove si vanno a acquistare le partite dell'Udinese Calcio. Il prezzo è molto molto basso, sono 2,50 € per gli adulti e fino ai ragazzi fino a 18 anni €1. Sono appunto tariffe per far sì che questa, diciamo, pomeriggio di gioia sarà colmo anche di grande solidarietà e di un grande pubblico giovane. Bene, dalla sede FDS di Udine è veramente tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Paroni, ci fermiamo qui per oggi e per questa settimana con A Voi la linea che torna lunedì sempre alle 12:45. Buon pomeriggio!